live. Ciao, aiuto, parlatore napoletano live. Oggi cosa facciamo? Niente, una cosa che mi hanno chiesto e che mi chiedono ogni tanto di fare e che io non faccio, perché non lo faccio, perché per i motivi che appunto vi spiegavo ieri, non è molto, diciamo, non è una cosa che molto va bene con i miei tempi, con il mio vestiario. Allora, ci ammaluassi 4 capilla a capo, che sembrano 4 ma sono 5, quindi già precisiamo questo. Live probabilmente farò mezzo utente 1, 0, non lo sappiamo. Allora, vado. Stavo pensando a diverse cose da usare, ma visto che tengo Tataraka ancora, vado ad usare questa e mi faccio una bella spettinata. Ciao Daniele, è un po' che non ci si vede, tutto a posto Daniele. Ciao Piero. Allora mi vado a decapitare, approfittando che c'ho ancora il Tatara per un paio di giorni, lo vado a usare per la testa. L'ho usato per la testa, sì, in privato, vero? Ciao. Il sapone che vado ad usare, sì, ci sarebbe ancora Refaime, insomma, lo sto facendo asciugare, voglio farlo asciugare per bene perché non vorrei si rovinasse, i tempi non sono, l'umidità qui regna l'umidità qui, quindi mi trovo niente, a dover fare attenzione molto come asciugo. Ciao Francesco, Elvis Vim, ciao Elvis. E niente, quindi cosa vado ad usare oggi? Vado ad usare Taylor alle rose, lo vado a montare in un... Ah, ecco, vedi, cose da non fare mai. Vado, un po' dice anche il bello della diretta, perché io alla fine... Ciao, aspetta Gesù il mio Signore, non mi ricordo il nome, perdonami. Sapevo che ci sarebbero stati non pochi problemi con la connessione perché essendo una giornata umida la connessione va un attimino. Spero che non venga una totale merda il video perché solitamente questo è un altro problema delle live quando viene l'inverno e il tempo non è buono. Ma la connessione a casa sì, la tenga, però non solo affidabilità della mia connessione, dato che sto giù. Sei dal vivo? Siamo certi? Quasi provo a mettere la mia connessione, vedo cosa fa. Connetto il wifi, vediamo se vado nel frattempo a prelevare il caponcino. Lo faccio col cucchiaino per il semplice motivo che vedo che sta diventando un po' difficile asciugare i saponi. Vedo sta diventando difficile perché comunque io nel frattempo cosa ho fatto? Ho preparato il pennello sopra e l'ho lasciato sopra. Astuto come una volpe, ho lasciato il pennello sopra. Però c'è tempo per andarlo a prendere, quindi vado a prenderlo. Voi non mi vedrete per qualche minuto perché purtroppo sono in live, non so come si mette in pausa la live. Allora, nel frattempo fammi spostare questo qui prima di trovarlo a terra. Allora, fatemi sapere se si vede bene, se si vede male, come si vede nel frattempo. Vedrete un casino della Madonna qui dietro esagerato, ma il bagno di servizio, quindi voglio dire, cerco un attimo di alzare il tiro per... Ecco qui. Allora, ciao Simone. Andrea Tarenzi, ciao Andrea, che grande onore Andrea. Andrea, io aspetto il tuo video, attenzione, io aspetto il tuo video, lo sai che io faccio sempre la solita raccomandazione il venerdì e poi per essere certi che pubblichi, che produci, che tu produca un video, quindi
Francesco mi dice che si vede bene, sto caricando, perfetto, quindi fra 3 minuti è pronto, mentre io sto ancora qui cercando tra la mia connessione, la connessione del telefono e quella del wifi di fare qualcosa, di mettere a posto qualcosa e fare qualcosa, va bene, rinuncio al pennello che ho sopra, vado ad usare il Bravo Roma che è qui, già, già pronto, quindi non mi serve fare altro che bagnarlo, prelevare il sapone e andarsi a decapitare con il tatara. Diciamo che l'ultima l'ultima pelata che ho fatto ho provveduto bene a tirare via questo messaggio in attesa di revisione. Un messaggio che attesa di revisione, visualizza messaggio, vediamo il messaggio. Emiliano, ciao Emiliano. Un altro moderatore. Mostra messaggio. Un altro moderatore si sta occupando di questo messaggio. Ma si sono chi? Non è che moderatore. Chi è questo altro moderatore che si sta occupando? Sono queste le cose che non capisco, vedi, alcune volte di queste piattaforme, di questa cosa. Io non ho altri moderatori, sono io l'unico. Quello fatto esatto, esatto, io pure perché poi sono un brutto spettacolo, sono orso Kinepil e non vado, cioè fino a un certo punto, non vado a... Lo fate per fortuna in privato. Se voi pure sapete, ma voi svelano un segreto, visto che stiamo qua, voi non lo sapete. Teo, la rasatura del corpo la fa in privato perché cioè, lì mettendo il telefono come mettisse, no? Non so come te ne fissate sul telefono, però diciamo noi riusciamo a avere a capo, tenne una scaletta sotto Teo. E se da fare la rasatura del corpo, a da chiamare i pompieri, non è una cosa che sai, sa perché come siete cattivi, come cattivi. Ma facciamo pure un po' che dissing con Teo, che sì, magari Teo te ne tiene, interviene, se qualcuno può scrivere in privato, interviene nella live, magari facciamo una cosa in diretta. Riporti il principe dei Curtis, mi incuriosisce. Brava. A me, allora, ci sono una serie di video arretrati, me lo hai chiesto tu e me l'ha chiesto anche Antonio, e gli avevo promesso di fargli il video. Ancora non l'ho editato e ancora non l'ho fatto perché niente, la prossima volta anche con la testa lo farò magari approfittando che ho 2 giorni di festa, lunedì e martedì, non devo andare al lavoro a causa della situazione, sempre ferie, che devo mettere in ferie perché devi consumare le ferie a fine. Saluto pure se casomai andranno a vedere il video i miei colleghi di lavoro, perché ci sono alcuni colleghi che non solo mi sopportano da fabbrica, perché sono insopportabile io alcune volte, ma hanno voglia di vedermi anche in video. Quindi, no, nel frattempo, mm, allora vado a bagnare un po' la testa sperando che non precipiti tutto perché ho tutto messo in una maniera talmente di merda che allora un attimo solo vediamo di vado a bagnare, faccio spazio perché qui c'ho la leva del cavalletto, mi bagno un attimo la testa così e voglio là sul telefono a capo prima che cade all'acqua, c'ho l'altro telefono. Sì, e praticamente anche Antonio mi aveva chiesto questa cosa, Antonio Amato mi aveva chiesto questa cosa di portare il De Curtis
E tra l'altro sarei intenzionato anche a prendere qualcos'altro, però lo farò quando sarò a Napoli e avrò la possibilità di andare direttamente al negozio fisico, sia a snasare questa roba, sia a vedere un attimino cos'altro mi propone. Dopo Barba costa una fucilata, una cosa proprio, cioè veramente per signori. Cioè, Totò De Curtis era noto per fare tanta beneficenza, ma tanta veramente. Era noto per questo, era una persona benestante che, diciamo, ha avuto la possibilità anche di fare della beneficenza della cosa in silenzio, lo faceva. Mo' voi mettete, no, poco sto after del sapone costa quello che costa, vabbè, 200 ml, accettabile, il prezzo va bene, in linea, ma su dopo barba, che poi è un eau de parfum che costa 164 euro, cioè avevano fatto una cosa, e l'after una volta lo facevano e costava tipo 89 euro, 84 euro, che comunque è un prezzo alto, che era un eau de toilette, poi per l'esattezza, se non erro, non era proprio un after, ma un eau de toilette. Ci starebbe pure, però abbinateci qualcosa più in linea come fanno le altre case produttrici che fanno cose più umane, più alla portata di comuni mortali. Cioè, perché veramente diventano mutuo a cattare. Cioè, uno ci arriva pure a spendere per un set 70 euro, 75 euro, un po' di sacrificio, uno ci arriva pure, va bene. Però andare a spendere oltre le 80 euro soltanto per un after sembra un po' una cosa fuori dal normale. Ma guardate che strunzo, che sung. Ciao ACRX 007. Guardate che stronzo che sono, i 3 ore mi sto passando pure il sapone in capo e alla fine non ho messo ancora la metta nel rasoio, anche perché ero intenzionato a usare qualcos'altro, però i cagnili continuamente mano a mano che scendi in scala. Ora ho il pennello e misto tasso sopra a bagno che sta fermo lì, che poi pennelli mi fermo col discorso perché tengo una cosa che non vedo l'ora di portarla in video, non vedo l'ora di portarla in video, che veramente ho preso una cosa che, mamma mia, è un piacere veramente da usare. Mamma mia. Vi svelo solo che è un pennello. Mm. Ecco qui, stavo per tagliarmi, è caduta una scodellina che raccolgo dopo, per fortuna è in plastica e stavano anche per volare degli angeli qui nel bagno di casa mia. Oggi abbiamo avuto anche la cosa di avere il nostro Fabione che ha pubblicato un video e mi ha fatto piacere rivederlo fare video. E allora scendo a 4, ecco qua, ho caricato il Tatara con la Parker di ieri e scendo a 4, vado un attimino a rianimare questo sapone che anche se non ne ha tanto bisogno, cioè guardate caso il sapone, questo è il Taylor che veramente merita. Vado a tirare un poco, ecco qui, spero di non asportarmi il neo come ho fatto l'ultima volta, il neo in mezzo alla testa, ho salvato questo e ho asportato quest'altro. Io ogni tanto l'alterno, una volta ne asporto uno e una volta ne asporto un altro, perché li dimentico certe volte e non vado a fare caso. Ecco qui, vediamo un po'. Tatara, a proposito, regolato a ECAB, faccia prima, non ve lo posso far vedere perché la telecamera frontale di qualsiasi telefono, non so se hanno fatto telefoni, no, si è pubblicato un video di Andrea poi lo andrò a vedere appena si è pubblicato il video di Andrea, mi è arrivata appena adesso la notifica, l'avevo detto che servisse proprio nel...
è servito veramente poco a caricarlo. Il tempo che l'ha detto è già carico. A me il tempo che lo dico fra 6 mesi, chi so come ritrova pure normale, perché se sta perdere la live, poi pure lo cerca nelle live e lo troverà, ma ci metterà sempre che li 6 mesi prima che caricava, perché le live sembra sia ancora peggio il discorso live. Ho usato la fotocamera frontale, a parte per la live potevo usare anche la fotocamera, ma vi dico che anche per abbassare un po' la definizione, ma la fotocamera frontale comunque Santic 06 Ola. Ti saluto ora. Ciao vecchio, forse. Come va? Una cosa del genere sarà? Non lo so, perché non... Come va? Vedremo adesso nel corso della... Magari ma stamattina è morto, cosa che non faccio nemmeno. Allora, la lametta nonostante sia 4 non la sento più di tanto, non voglio esagerare perché come già vi ho detto, d'inverno usando i cappelli ho tante bollicine dietro alla testa, tanti brufoletti che si formano perché il cappello in pile mi fa tanto. Di solito cerco di alternarlo con un berretto stesso che dalla ditta, cerco di alternarlo perché quello in lana non lo posso portare, quello è lana che danno loro perché è un tipo di sintetico che purtroppo mi dà problemi. Cioè se metto quel cappello lì 5 minuti in testa mi dà veramente problemi. Quindi uso di solito il mio pile con il loro berretto. Veramente mi riempio la fronte di brufoli e cose varie. Mi provoca. Sarò allergico a quel materiale sicuramente. Allora, ora viene la parte complicata. Allora, scopriamo il neo, che ne ho più di uno. Cerchiamo di ascoltare bene il rasoio, cosa mi suggerisce, cosa mi dice, per evitare di squartarmi. Ecco qua, ci sono appena passato sopra e l'ho sentito. Allora, speriamo di non averlo di nuovo. Cazzo, ma perché non riesco a vederlo? Perché già l'ho portato via? Ecco qua, dovrebbe appunto... Voglio vedere se ci sono altri commenti perché alcune volte devo trascinarli per vederli, no, non ce ne sono altri, quindi credo di aver salutato tutti i presenti. Vedo un piccolo puntino di sangue proprio dove c'era il neo. Vaffanculo pure questa volta. Cioè pure finito in ospedale a causa di questa cosa, qualche giorno di questi, Pure finito in ospedale. Diciamo che ancora non si era sanato del tutto, quindi alla fine era rimasto ancora perché è un neo che ha un diametro di circa 3 mm, anche se non è molto alto, comunque è rialzato quanto basta per portarselo dietro col rasoio. E la volta scorsa avevo il Game Changer 1.05, io certe volte dico 1.5, ma il Game Changer è 1.05, che è una bella differenza tra 1.5 e 1.05, c'è una bella differenza. Allora, nel frattempo cerco di capire
se sto asportando bene, se tutto va bene dietro. Ecco qui, sì, credo stia andando tutto bene. La prossima volta cercherò di accontentare anche tra le cose che ho da presentare, quelle che già ho a casa, mi deve arrivare qualche altra cosa. Quindi la prossima volta, prima di tutto, se esisto ancora, se avrò ancora una casa, perché mi deve arrivare praticamente un altro sapone, poi mi deve arrivare l'after di un altro sapone che ho in sospeso. E un'altra cosa, allora, due cose mi devono arrivare dal caro Bruno, da Sbarba, e un'altra cosa mi deve arrivare da Amazon. E secondo me l'altra cosa l'ho anche cagata, in che senso che ci sono due tipi di queste cose, una è solida e l'altra è in crema, e io mi sa che ho beccato quella là in crema, convinto di aver preso quello solido, quindi è un'altra cosa che dovrò riprendere. Nel frattempo fammi alzare questa vaschetta a terra, altrimenti la lascio lì, perché quello è un sapone che voglio avere per capriccio. Vado a sciacquare un attimino la testa sperando di non tirare tutto a terra, e poi vedo un po', nel frattempo cambio l'acqua qui. Sembra facile la cosa, ma non lo è assolutamente. Voi non avete idea di cosa c'è qui. Ciao Gioele, dico Cagliari, è giusto che sia dal cognome che vedo, credo tu sia sardo, è giusto che sia così, va bene. Allora, sappiate una cosa, che sono un napoletano anomalo, nel senso che non sono molto fan del neomelodico e non sono tifoso di nessuna squadra di calcio. Mi fa piacere se il Napoli vince, ma sostanzialmente non sono un tifoso di calcio. Non so nemmeno la squadra del Napoli quali giocatori abbia, e- ma da sempre, da quando sono, cioè, gli sport preferiti da me sono altri. Mi piacciono gli sport da contatto. E quindi, allora vi dico la verità, che potrebbe anche bastare, devo fare qualche ritocco soltanto, qualche piccolo ritocchino, eh, ma quella cosa di cui discutemmo l'hai presa? Sì, sì Andrea, mi deve arrivare, sto aspettando che il buon Bruno, forse lunedì la consegni, l'ho presa, sì. E subito, immediatamente dopo averti iscritto, ho fatto l'ordine. Praticamente dopo che ci siamo sentiti ho fatto l'ordine. E quindi attendo e sono molto curioso, sinceramente, perché non ho mai usato quel brand, e aspetto appunto per... Andrea, tu lo sai, ho molta fiducia nei tuoi video, quindi di conseguenza in quello che dici, perché appunto tu metti la cosa così come sta, sei come me, dici le cose così come stanno, quindi ho molta fiducia in quello che porti nei video e in come lo descrivi. Mi sa che mia moglie non riderà tanto perché sto mese veramente... Mi sa che un po'... vabbè, che
in linea di massima non mi dice mai niente, però certe volte io mi lascio veramente prendere troppo dall'acquisto compulsivo. La solita frase ti mancava questo, vero? Vabbè, però, sai qual è la cosa? Vedi, quando tu passi da una passione tipo quella delle armi a quella dei rasoi, la spesa cala notevolmente, quindi voglio dire, dai, sono anche bravo, voglio dire. Quella delle penne stilografiche, non ti dico, le penne stilografiche costano cifre assurde, hanno prezzi veramente, è una soddisfazione quando scrivi. Magari qualcuno potrà dire sì, ma che cazzo è, è una penna? No, 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 c'è tanto, tanto, tanto dietro. Che poi Andrea, pure tu, con la tua passione cioè della musica, strumenti musicali e cose varie che tu suonavi appunto, e quindi sai che anche lì ci sono costi abbastanza punitivi. Ti dico una cosa che non sai, anche io ho suonato per 13 anni, facevo il portiere al centro direzionale, quindi suonavo i campanelli delle persone, li citofonavo per annunciare persone e cose varie, quindi anche io ho suonato per un po' di tempo. Andrea Palamides, ciao, ciao Andrea, un saluto ad Andrea che è qui collegato e un saluto ai ragazzi appunto della comunità. Ciao caro Massimo, purtroppo ho solo 10 minuti a disposizione, ma è una gran gioia. Giorgio, saltato, Giorgio, aspetta un attimo che... Ciao Giorgio. Abbiamo doppio Andrea, incrocio di Andrea. Andrea Palavia c'è anche Andrea Tarenzi qui collegato con noi, che ci onora della sua presenza e abbiamo l'onore anche di avere Andrea Palavides tra noi. Un saluto ai ragazzi sempre della comunità, mi raccomando ragazzi, belli forti e decisi, eh. Allora, mi sa che posso anche finire di grattarmi la testa perché non c'è un cazzo più da grattare, cioè oramai sono arrivato. Saluto tutti i presenti con un abbraccio speciale ed Andrea Tarenzi. Qualcosa dietro al collo? Sì? Facciamola una passata dietro al collo. Cioè praticamente la roba già passa pure i ricchi, tenga la tundra dei ricchi, praticamente. Cioè, ma che stai a Vincenzo? Ciao, buonasera Vincenzo. Allora, diciamo che ho finito, vado a sciacquare il tutto. Non è aggressivo l'impianto idraulico mio, se ti l'acqua manca di nessun motore là sotto. Il mio cognome va quasi bene, ecco, sto migliorando. Palamides, Palamides. Ce la farò, non mi arrendo, non fa male. Come non fa male. Allora, ora cosa mi resta da fare?
credo di avere la testa bella che liscia, credo di non aver saltato nessun punto critico nemmeno. Qua, come avevo detto, qualcosa è venuto via, si stava risanando, il neon è venuto via uguale, quindi questo messaggio è in attesa di visualizza messaggio, vediamo che... Dai Vincenzo, sto un po' tranquillo, stai pure bella cabra, un paio di anni Vincenzo, stai pure bella cabra. Quindi stai a posto, Vincenzo, non ti preoccupare, ha usato tipo cappello, cosa va bene, cosa fai pure, la sciarpa non va bene, che... Utilizzare qualcosa che non va. Allora, cosa vado a mettere in testa? Dopo aver usato, dopo aver usato le rose, che mette in capo, che ci mette in capo? Mm, eh, cosa posso mettere? Niente, vabbè, facciamo così. Matteo, ciao Matteo, buona serata, pubblica settimana. Sì, respiri ancora, sta a posto, 10 in linea di massima, va tutto bene. Allora, cosa vado a mettere? No, questa no. Allora, là c'ho qualcosa? No, no, non ancora. Denim Black. Una lista. Risolviamo la situazione, vediamo. Che se no su quelle cose che restano là e non le uso mai, capite? Matteo, probabilmente ci siamo... ah, ci siamo già visti su questo canale. Sì, Denim Black sì, mi piace, devo dire la verità, mi piace. Anche se certe volte sorge il dubbio tra il black e quello classico, all'inizio che usai questo dissi, ma mi sembra quasi si avvicini molto con le note, poi se li vai a sentire bene sono... Ho preso anche questo qua, il mask, che non poteva mancare, e mi diceva perché sono cose che uso poi con... mamma mia, che salto, che salto. Allora, il black non tanto, però avendo la somiglianza perché il black all'epoca nostra non c'era, quindi... Ma non like. Avendo la cosa, ti ringrazio per questo, avendo la cosa, diciamo, ai nostri tempi il black non c'era, come non c'erano pure gli altri, e ne mancano ancora altri perché so che ce ne sono altri tipi ultra black, oltre a questi qua, il classico del mask, ce ne sono anche altre profumazioni che man mano che le trovo le sto prendendo. Vedi, sento una lontana somiglianza, anche se è tutt'altro questo qui, l'original. Eh sì, il denim. Una cosa che non si trova e forse probabilmente poi vedo, la prenderò magari la prenderò online, però ho aggiunto se trovo un e-commerce dove posso tranquillamente del maschio come after. Uh, hai letto i miei commenti? Sì, li ho letti i tuoi commenti, Matteo. Li sto leggendo man mano, se magari hai ascoltato, hai visto che li sto leggendo. Leggo i commenti, cerco di non perdere i commenti di nessuno e di rispondere a tutti come sempre faccio, perché
diversamente sembra una cosa che uno stia lì per chissà cosa. E quindi niente, dicevo, sono saponi che voglio provare, che prenderò, ne sento sempre parlare, mi viene sempre quella cosa di, però purtroppo in commercio qui nei negozi non li trovi, quindi sei costretto a ricorrere agli e-commerce. Allora, quando non hai spesa di spedizione, hanno un costo talmente irrisorio che pagarci la spesa di spedizione vicino sembra un po' una cosa assurda, diciamo. Quindi se riuscirò a fare un acquisto e trovare anche i saponi della Denim, mi farebbe piacere provarli e li proverò. Ogni tanto trovo qualcosa tipo l'Intesa, pure l'ho trovata, la Lea pure l'ho trovata senza spese di spedizione, l'ho presa, ma diversamente non l'avrei acquistata sicuramente perché fammi tenere bello che è riservato il rasoio di mio padre, il bravo Gillette. Questo è tuo open. Un altro rasoio che questo rasoio è un rasoio che ci faccio la corte da quando ero piccolo, che praticamente mio padre aveva nel cassetto, nel suo cassetto, e ogni tanto lo andavo a prendere e andavo a fare questa cosa di ta 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 ta, insieme ad un coltellino che poi se ne è sbarazzato, che era un coltellino che lui usava da militare per sbucciarsi la frutta e cose in serramanica, che purtroppo non ho più saputo, credo lo abbia buttato, non ho più saputo che con Denim mi sento giovane, eh sì, giriamo più o meno io, tu Andrea, giriamo più o meno sulla stessa età, quindi avete dei nomi così, così difficili, vi mettete degli username così difficili, dei nomi così, non so come si chiamano per l'esattezza. Comunque, che sono complicati pure da, da dire. Questo si è asciugato, il mio silver tip che ho usato ieri sembra asciutto, lo lascio un altro poco, poi dopo questo messaggio è in attesa di... Allora Andrea, figa di vecchi, ma perché mi fa sta cosa che automaticamente mostra il messaggio? Siamo vecchi, siamo vecchi. Andrea, non siamo vecchi. E diciamo che siamo diversamente giovani, siamo, siamo croccanti, Andrea, siamo croccanti, non siamo vecchi, siamo croccanti. Siamo maturi, no, perché magari ma all'albero e ci struppiamo, quindi è meglio che non siamo tanto maturi, perché diciamo non abbiamo più 40 anni, va, mettiamola così, non abbiamo più... Ciao Matteo, come? Ti saluto, certo che ti saluto. Non abbiamo più 40 anni, è che è la cosa, che non abbiamo più 40 anni e ne teniamo manca 50. Siamo, diciamo, in anta avanzati. Che cani mi sento secco. No, Andrea, non si mi manca sic. Chi è bella? Non si mi manca sic, Andrea. Che è la cosa bella, non si mi sic. Si mi vecchia, esatto, come dice Svatrang, cioè un nome più facile, cioè cerca una cosa più semplice, no? Si cose complesse, ma perché la dava così? Un passo più vicino alla pensione. Cioè faticano ai 50 anni per avere la pensione. Cioè, con tutto che c'ha anche 50 lui al momento, mi chiama Andrea. Ah, ecco qua. Ah, così bella Andrea, molto... Io il 10 novembre ne ho 53. Matteo dice di avere 53 anni il 10 novembre. Il 10 novembre. Novembre, novembre, mamma mia, quanta compleanno quest'anno, novembre, mamma mia. Ti faccio tanti auguri in anticipo. Cade pure fra 2 giorni, cade pure il 4 novembre, cade pure il compleanno di mia mamma che non c'è più.
Poi allo stesso giorno c'è il compleanno di mia sorella. Io il 13,47, guarda qua, ma mi stava parlando che siamo oltre i 50, che è molto più giovane di noi, sei del 77, quindi c'è l'età di mio fratello. No, sì, più o meno. Più che altro, scrocchiante, scrocchiarello, un bella pizza. E va bene, signori, io a questo punto niente, ho finito. Ah, voglio mostrarvi i risultati, li vedo pure, cerco di vederli pure io dallo specchio magico. Ecco qui, sembra sia andato tutto bene. Sembra sia andato tutto bene, più o meno, sì, sì, sì. Mi guardo da quest'altro specchio. Ecco qui tutti i miei brufoletti e cose varie che vi dicevo. Gli avanzato sapone. Ca- Sì, voglio non essere a fare, cioè, mi ha mozzacato una zanzara, voi non ci credete, ma anche c'è stanno le zanzare pure mo. Buonasera, ciao Francesco, buona serata ragazzi, auguro buona serata a tutti. A questo punto la svarbata è finita, l'after l'abbiamo messo. Ciao, i tre Andrea, ciao a tutti e grazie a chi ha seguito, a chi ha lasciato un mi piace, un like. E ci vediamo al prossimo video. Ciao Andrea, mo venga a vedere i video tuoi, eh? Subito, io iniziamo su quello che avrei. L'ultimo momento. Sì, il commento di 53 anni. Sì, l'ho letto il 10 novembre, ti faccio gli auguri e vado niente, vado sopra. Sì, mia moglie ha visto il video, ma sta in interrogatorio, coppa. Ciao Andrea, ricambio. E niente, stiamo a aprire Andrea cosa ha editato, cosa ha combinato, vado subito, scappo subito a vedere il suo video, perché io Andrea appena metti, cioè ti do questo quello che fa mano, appena metti subito, va che magari subito il video, perché sì, a vedere il video di Andrea, sì, sì Vincenzo, sì, a vedere il video di Andrea. Iscrivetevi al canale, mandate sì, sulle cose che dica sempre io, non sono qua, certo che mi iscrivo, vengo a vedere e mi iscrivo al canale, certo che sì. Allora, signori, buona serata, buon fine settimana. Il mio fine settimana sarà lungo perché ritornerò mercoledì al lavoro e ci saranno delle belle. Speriamo buone perché veramente a volte dovrò ripulire tanto adesso. Mamma mia, un macello ogni volta che mi faccio la barba è un macello. Sono iscritto ora, vengo a iscrivermi anche io al tuo e così siamo pari. Real Mister Fabri. E ci vediamo alla prossima. Ciao Aiuni, alla prossima. Allora, vediamo come fare per staccare. Ecco qui.